È una varietà autoctona friulana, è resistente alla filossera e può essere amabile o secco. Oggi parliamo del verduzzo. Buongiorno Viviano. Buongiorno. Viviano, raccontami come al solito un po' di storia del verduzzo. Le prime notizie riguardanti il verduzzo si ritrovano nel 1400 durante un banchetto a Cividale in onore del Papa Gregorio di quel tempo e si ritrovano nei primi scritti all'incirca intorno al 1800, per gli anni 70 ad essere iscritto come varietà all'interno del registro dei vitigni italiani. Io all'inizio avevo accennato al fatto che è resistente alla filossera, comunque alle malattie più comuni, me lo confermi? Sì, esatto, il verduzzo è un vitigno che è resistente, resiste bene sia per quanto riguarda la peronospora che per quanto riguarda la fillossera, che sono due malattie molto comuni nelle viti italiane e nelle viti anche in generale. E per quanto riguarda la vendemmia del verduzzo, quando viene effettuata? Perché mi sembra che ci sono due periodi per avere, diciamo, due prodotti diversi, giusto? Esatto, qui dipende tutto da che prodotto si vuole ottenere, se il verduzzo dolce o il verduzzo secco, quindi la vendemmia può essere o a settembre, inizio di settembre, o più tardi, per cui per avere un prodotto da poi poter appassire per il verduzzo dolce. Bene, parliamo per quanto riguarda il verduzzo, quello tradizionale, quello secco. E raccontami un po' come avviene la vinificazione del verduzzo. La vinificazione avviene all'inizio con una breve macerazione che è di durata anche veloce, in modo da estrarre i profumi per quelli che sono il verduzzo. Poi segue una vinificazione di una settimana con la conseguente poi affinamento in vasche d'acciaio per circa 7 mesi. E per quanto riguarda l'altro verduzzo, quello dolce, E quello dolce, dopo che è stato vendemmiato, quindi a fine di settembre, segue un appassimento per concentrare gli zuccheri ed ottenere un prodotto più dolce alla fine della fermentazione. per quanto riguarda l'analisi organolettica, Viviano, quali profumi percepiamo del verduzzo? All'analisi organolettica il vino ha profumi fruttati di mela, pera, banana. Al gusto invece è amabile, ma mai stucchevole. E per quanto riguarda gli abbinamenti, con cosa possiamo abbinarlo al verduzzo, dato che è anche un vino amabile? Beh, il verduzzo come vino si può abbinare perfettamente ai dolci, però può anche essere utilizzato per accompagnare dei buoni primi, come può essere per esempio la pasta ripiena di zucca o gli gnocchi, comunque dei primi di un certo tipo importanti. E grazie Viviano per la spiegazione riguardo al verduzzo. Se anche tu vuoi acquistare il verduzzo ci sono due modi per farlo. O vieni presso il nostro spazio aziendale, lo puoi trovare tranquillamente in formato bottiglia o bag in box, oppure cliccando il link che trovi qui sotto. Anche qui puoi acquistare tranquillamente il nostro verduzzo in bottiglia e nel comodo formato bag in box. Per questo video è tutto, ti ricordo di lasciarci un like e ci vediamo al prossimo, ciao e a presto! Ciao!